Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno care amiche, buongiorno cari amici. Eccoci qua ancora per un po' di yoga insieme. Bene, cominciamo a allargare bene le spalle, rilassarle, le lasciamo scendere lontano dalle orecchie e cerchiamo di togliere tutte le tensioni, sentire le spalle aperte, morbide, distese. Sentiamo che respirano tutti i muscoli delle spalle. Distendiamo il viso morbido, sereno, disteso. E poi portiamo le mani all'addome, ascoltiamo il nostro respiro. Lasciamolo fluire con il suo ritmo spontaneo, non alteriamolo, non guidiamolo, semplicemente lo ascoltiamo. Ascoltiamo questo movimento leggero dell'addome che si espande un po' a ogni ispirazione e si contrae leggermente a ogni espirazione. Ascoltiamo ogni fase del respiro con attenzione e ascoltando il respiro cerchiamo di allontanarci da tutto quello che c'è intorno a noi. Cerchiamo di liberare la mente da tutti i pensieri, semplicemente ascoltare il nostro respiro, il ritmo calmo, rilassato, armonioso del nostro respiro. Bene, poi portiamo il braccio verso l'alto, lo allunghiamo bene verso l'alto, come se volessimo toccare il soffitto, teniamo questo allungamento, cerchiamo di tendere bene anche le dita della mano, poi ci incliniamo un po' sul lato opposto, spingiamo il braccio lontano, teso, forte, cerchiamo di sentire proprio l'apertura su tutta la fascia laterale del corpo, del tronco, poi lasciamo ricadere il braccio morbido, come un'ala che si ripiega, e poi con un movimento leggero, ampio, portiamo il braccio con leggerezza verso l'alto, disegniamo un cerchio nell'aria e riportiamo il braccio verso il basso, verso il fianco e rilassiamo. Portiamo la mano in grembo, ascoltiamo per un attimo la parte che ha lavorato e la parte che è rimasta ferma. Cerchiamo di cogliere i contrasti. Poi sull'altro braccio allungo bene, cerco di allungare il più possibile, poi mi inclino lentamente, il braccio teso, forte, il palmo della mano verso il basso, poi il braccio si abbandona, leggero, morbido, e lentamente con un gesto ampio disegniamo un cerchio nell'aria, leggerezza, leggerezza. Lasciamo ricadere il braccio e rilassiamo, distendiamo. Adesso portiamo una spalla verso l'alto, lentamente, spingiamo una spalla verso l'orecchio, l'altra spalla scende il più possibile lontano dall'orecchio. Poi lentamente riportiamo le spalle sulla stessa linea, si alza l'altra spalla, l'altra scende. Cerchiamo di sentire e visualizzare i muscoli della nostra schiena come tante fasce elastiche che si allungano, che si accorciano. Troviamo sempre l'attimo in cui le spalle sono sulla stessa linea, poi il movimento ricomincia, una spalla sale, spinta bene verso l'alto e l'altra scende. Fermiamoci un attimo, sentiamo i muscoli della schiena. Poi con calma
Le spalle ritornano sulla stessa linea, sale una spalla e scende l'altra, senza tensione. E lo facciamo ancora una volta, una spalla sale, l'altra scende, teniamo un attimo la posizione, poi lentamente, sentendo come si muovono i muscoli della schiena, spalle in equilibrio, e ancora una volta su una spalla e giù l'altra, e poi ancora le spalle in equilibrio e rilassiamo. Incliniamo piano la testa da una spalla all'altra. Inspiro quando porto la testa al centro, espiro quando la testa scende verso la spalla. Ancora, inspiro, espiro, su, la testa scende, inspiro, espirando faccio scendere ancora la testa verso la spalla, apro il braccio opposto, lo spingo un po' verso il basso, cerchiamo di sentire che si distendono tutti i muscoli su questo lato del collo. Teniamo un attimo la posizione, poi la testa ritorna al centro, scende verso l'altra spalla e apriamo il braccio opposto e teniamo un attimo la posizione. Cerchiamo sempre di tenere tutto il corpo rilassato, di non creare tensioni. E poi su. Riporto la testa al centro e rilasso. Adesso portiamo le mani sulle cosce, inspiriamo, espirando facciamo scivolare le mani verso le ginocchia, flettiamo la testa in avanti, incurviamo un po' le spalle, le mani arrivano alle ginocchia e poi inspirando mi risollevo, porto le mani vicino alle cosce, indietro bene le spalle. Espiro, le mani scivolano in avanti verso le ginocchia. Inspiro, dentro l'aria, le mani vanno verso le anche, arrivano alle anche. Spingo anche bene indietro le spalle, leggermente indietro la testa. Dentro il respiro, fuori il respiro. Ancora. Inspiro, espiro. E ritorno inspirando, sempre con movimenti lenti, lunghi, i respiri e rilasso. Adesso braccia incrociate. Teniamo le braccia un po' sollevate, i gomiti all'altezza delle spalle, braccia conserte, inspiro, espirando spingo le braccia da un lato e la testa verso l'altra spalla nella direzione opposta. Inspiro al centro, espiro, cambio. Ancora, inspiro al centro, espiro. Inspiro e fuori respiro. Ancora, inspiro al centro, espiro. Torno dentro l'aria e fuori l'aria. E riporto le braccia al centro, le allungo bene in avanti, le apro, le stendo lontano, tengo un attimo l'allungamento, spingo bene le braccia lontano e poi le lascio scendere, rilasso, distendo,
spalle bene aperte, sentiamo spazio nella schiena e spazio nel torace. Adesso portiamo le mani intrecciate sul ginocchio, solleviamo il ginocchio, disegniamo dei cerchi nell'aria con il ginocchio, lenti e più ampi possibile. Cerchiamo di sentire il movimento nell'articolazione dell'anca, nell'altra direzione. Cerchiamo di fare sempre dei bei movimenti fluidi, senza rigidità. Rilassiamo. L'altra gamba, su, bei cerchi ampi, spingo il ginocchio all'esterno e poi all'interno. Tutto con calma, tutto con attenzione. Nell'altra direzione. E mi fermo, rilasso. Adesso flettiamo la testa in avanti, disegniamo dei cerchi nell'aria con la testa, sempre con leggerezza, senza fare movimenti bruschi. Ancora, sentiamo il peso della testa, sentiamo come lavora il nostro collo. Nell'altra direzione. Ancora un cerchio, sempre con leggerezza. Rilassiamo, solleviamo la testa, sempre le spalle bene aperte, rilassate, lontano dalle orecchie. Portiamo le mani ai fianchi. Adesso disegniamo dei cerchi con il tronco. Veniamo in avanti, poi ci portiamo indietro, sempre con un movimento fluido, rotondo. Ancora una volta. E adesso nell'altra direzione. Bene, ci fermiamo, rilassiamo, distendiamo. Portiamo un braccio verso l'alto. L'altro braccio, la mano prende il gomito, pieghiamolo, la mano prende il gomito, inspirando va lungo bene verso l'alto, espirando lentamente entro in torsione dalla parte dove ho il braccio piegato. Poi ritorno al centro, cambio, allungo verso l'alto l'altro braccio, inspiro, espirando, entro nella torsione, ritorno al centro, cambiamo ancora, inspiro, allungo, espiro con calma, piano piano, entro nella torsione, mi fermo un attimo, senza creare tensione nelle spalle. Ritorno, cambio ancora, tutto lentamente. Inspiro a lungo, espiro piano piano, entro nella torsione, ritorno al centro, allungo tutte e due le braccia verso l'alto, le apro ancora, le spingo lontano, spalle lontano dalle orecchie, tengo l'allungamento, poi chiudiamo, ci abbracciamo perché ci vogliamo bene, perché ci accettiamo così come siamo. Teniamo un attimo questa chiusura, sentiamo come si distendono bene tutti i muscoli dorsali. Tra la parte tra le scapole, sentiamo come si apre.
Poi rilassiamo, distendiamo. Adesso portiamo le mani alle spalle. Inspiro su. Facciamo salire i gomiti, cerchiamo di avvicinare quanto possibile i polsi dietro la nuca. Inspiro, dentro il respiro, fuori il respiro lentamente. I gomiti scendono fino ai fianchi. Ancora, inspiro su, espiro, le braccia scendono lentamente. Ascoltiamo ancora come si muovono i muscoli. Inspiro. Espiro. E rilassiamo, distendiamo, sempre le spalle bene aperte. Adesso portiamo le mani alle spalle, i palmi delle mani in avanti, disegniamo dei cerchi nell'aria lentamente, come se le mani scivolassero su un vetro. Ancora. Poi nell'altra direzione. Ancora un cerchio. E rilassiamo, distendiamo. Adesso sempre tenendo le spalle ben aperte, tutto il corpo rilassato, portiamo le mani sulla fronte e lentamente, dolcemente, senza tirare troppo, senza premere troppo le mani sul viso, le facciamo arrivare fino alle tempie, dal centro della fronte fino alle tempie, come una carezza. Cerchiamo proprio, immaginiamo di spianare bene tutta la pelle, rendere liscia tutta la pelle. Ancora una volta, dalla fronte fino alle tempie. Poi portiamo le mani ai lati del naso, delle narici, tiriamo leggermente la pelle, i piccoli muscoli del viso verso le orecchie. Ancora. Ancora una volta. Portiamo le mani ai lati della bocca e ancora facciamo scorrere le mani fino alle orecchie. Ancora una volta. E rilassiamo completamente. Lasciamo tutto il viso morbido e disteso. Cerchiamo di sentire tutte le sensazioni leggere che si muovono sulla pelle del viso, dentro i piccoli muscoli del viso, e lasciamo il viso completamente sereno. Sentiamo un viso luminoso, un viso disteso. E terminiamo la lezione ascoltando ancora il nostro respiro, le mani sull'addome, tutto il corpo rilassato, le spalle bene aperte, e entriamo nel movimento del nostro respiro. Sentiamo che è un sottile movimento di energia. Il nostro respiro ha un ritmo così calmo, così armonioso, così bello. Continuiamo a ascoltare il respiro senza distrarci. Cerchiamo di non fare entrare pensieri nella mente, c'è solo il nostro respiro. Sentiamo che il respiro ci dà un senso di calma, di tranquillità, di pace.
serenità. Bene, vi ringrazio, la nostra lezione è terminata, vi auguro di passare una buona giornata e vi abbraccio tutti. A presto!